Tra pochissimo è Natale. Oggi voglio insegnarvi una ricetta di un liquore che tutti adorano a casa mia, perché avete l'impressione nel dopo pranzo di bere un caffè o mangiare un buon pezzo di cioccolato. È il liquore Pocket Coffee. Non vi dico, io ne faccio non so quante bottiglie tra i miei clienti al ristorante Napolè e i miei generi, mio marito ed amici, io ne consumo tantissimo. È una ricetta facilissima, ve la leggo e vi spiego anche come si prepara. Allora, per 1,5 litri di liquore facciamo 700 grammi di acqua, 500 grammi di zucchero, 300 grammi di panna fresca, la panna deve essere buonissima, 120 grammi di cacao amaro, 100 grammi di caffè solubile, il migliore che trovate, 2 buste di vanillina, un pezzo di cioccolato fondente se lo avete in casa o lo comprate, 300 grammi di alcol. È facilissimo, seguitemi. Mettete una bella pentola sul gas con l'acqua, aggiungete piano piano lo zucchero semolato e girate, 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 girate. Appena lo zucchero si è sciolto, aggiungiamo la panna. E anche qui continuiamo a girare, poi aggiungiamo il cacao amaro e ancora giriamo, 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 il caffè solubile e giriamo, 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 le 2 bustine di vanillina e giriamo, giriamo, giriamo e nel momento in cui questo composto incomincia a prendere quasi il bollore, spegniamo subito. Nel momento in cui spegniamo, 3 minuti e aggiungiamo l'alcol. Rigirate il tutto velocemente perché poiché c'è il cacao potrebbe tendere poi il liquore nel frigo a diventare troppo solido, quindi deve essere una cosa veloce. Tanto bello, girate, 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 vi preparate un imbuto e fate 3 meravigliose bottiglie di questo liquore, il liquore del re lo chiamo io. Farete un figurone, lo mettete nel fondo del frigorifero o anche in un luogo fresco, l'importante è che le bottiglie siano belle di quelle scure, che non attraversa tanto la luce. E tra 20 giorni lo bevete, giusto giusto per Natale. Ma credetemi, quando assaggerete un sorso di questo liquore, mio marito sapete come dice? Fa risuscitare pure i morti.